Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay in show con 2 Total War. Ci ritroviamo direttamente con il nostro Teddy Roosevelt che è salito di grado. Vediamo un po' se possiamo affinare qualche sua abilità. Diamo un'occhiatina, vediamo un po'. Teddy Roosevelt, guardate che forte Teddy Roosevelt con il cappellino da arabo. Guardatelo un po' col cappellino bianco. Vediamo un po' se possiamo. Abbiamo assegnato già il servitore, eccolo qui, ovvero il 5% dell'abilità di caricamento delle truppe armate di fucile nell'esercito in cui si ritrova quest'uomo. Questo bel fusil model 1866. Inoltre vediamo un po' se possiamo assegnare qualche altra abilità. Esperto in artiglieria, più 1 alla risolutezza nel sabotaggio degli edifici e più 10% della ricarica per tutte le unità dell'artiglieria. Questo può essere un ottimo vantaggio, soprattutto negli eserciti dove si ritrovano cannoni. Oppure tiratore scelto, più 1 alla risolutezza quando disturba eserciti nemici, più 25% all'aumento del campo visivo nella nostra campagna. Quindi il nostro Teddy Roosevelt sta diventando un vero e proprio uomo fondamentale nelle nostre campagne militari. Allora, diamo un'occhiatina all'interno della nostra mappa della diplomazia. Diamo un'occhiata ragazzi e facciamo un bel resoconto della nostra campagna. Abbiamo conquistato diversi territori all'interno di quest'ambito, tutti i territori quindi in bianco. Ci conviene ampliare il nostro dominio verso ovest, in modo tale da conquistare quindi queste province nemiche appartenenti a questi dannati tottori che stanno davvero rompendo un po' le scatole. Però adesso vediamo se possiamo stringere un bel accordo commerciale con i Kanazawa. Benvenuto. Accomodatevi e ditemi il motivo della vostra visita. Questo sembra Pinocchio 2 ragazzi, con il suo bel cilindro in testa, anzi con il suo cono in testa. Allora, questo accordo commerciale porterà 647 monetine in tasca al nostro Shogun e può essere davvero un ottimo accordo per guadagnare notevoli vantaggi. Allora, visto che la proposta è soddisfacente, non puntiamo il coltello alla gola al nostro amico e avanziamo con le proposte. Allora abbiamo un accordo. È bello quando gli amici si dimostrano un tale rispetto. Benissimo, allora, vediamo un po', il nostro amico lo lasciamo, arrivo è vediamo un sempre po', ok, possiamo chiudere, lo possiamo lasciare in disparte. Possiamo iniziare direttamente una sorta di combattimento direttamente con i Tottori che si ritrovano all'interno di questo perimetro. Vediamo un po' se possiamo avanzare con il nostro caro esercito, ovvero comandato dal nostro grande Norman Martin. Abbiamo una notevole provincia, ovvero la provincia di Iga, dove deteniamo un bel Metsuke, chiamiamolo così. Mandiamola avanti sempre per aiutare la nostra campagna militare. La nostra Geisha la mandiamo in avanti, la nostra cara Margot. Lupin l'ha lasciato indietro, vediamo quello che ritroviamo qua. Un'altra sostenitrice di Lupin, ragazzi, eccola qua, un'altra seconda Margot appartenente al nemico, abbastanza esperta, e vediamo se con il nostro Metsuke riusciamo a metterla fuori uso. Allora, vediamo un po' all'interno del territorio di Iga com'è la situazione. 2 per cittadini felici, quindi facciamoli diventare neutrali trasferendo 2 unità all'interno del nostro perimetro. Guardando un po' quanto sono fighe queste statuette che praticamente ricordano le battaglie che abbiamo effettuato. Guardate un po', guardate quante ne abbiamo, 3 battaglie all'interno di questo territorio che vanno a formare la storia del nostro impero. Vediamo un po' all'interno della cittadina di Yamashiro, vediamo 6 cittadini che sono contenti, quindi trasferiamo le unità migliori, ovviamente un'unità di artiglieria che all'interno di quest'ambito può essere vantaggiosa, più le unità di cavalleria con sciabola, quindi ritroviamo 5 unità più il nostro veterano straniero che lo selezioneremo in seguito. Benissimo, vediamo un po', mandiamolo avanti. Ok, il nostro veterano straniero, vediamo un po' che azioni può svolgere. Possiamo sabotare le porte del castello oppure direttamente delle sezioni amministrative. Io direi ragazzi di avanzare e cercare di mettere fuori uso direttamente qualcosa di più importante, quindi andiamo a osservare che cosa nasconde il nemico all'interno di questo perimetro che ancora non è stato osservato. Guardate cosa c'è qui, c'è un bel esercitino che può sembrare abbastanza ostile, quindi mandiamo direttamente la nostra truppa a farlo fuori. Benissimo, allora possiamo avanzare di turno. Intanto diamo un'occhiata allo sviluppo del clan, dove ci stiamo specializzando nel Kotutai, ok, aumentando la lealtà e l'onore a tutti i generali, al daimyo. Benissimo. Per quanto riguarda la nostra tecnologia militare possiamo sviluppare la società militarizzata, quindi sbloccando le fortificazioni moderne, le batterie di artiglieria, e il morale delle unità sarà notevolmente aumentato. Per quanto riguarda la nostra azione sul Mar del Giappone, anzi sull'Oceano Pacifico, abbiamo la nostra grande flotta che è stata appena adesso danneggiata da un
da un conflitto, quindi vediamo un po' se possiamo fare anche qualche bella battaglina navale, ragazzi, che è da un po' che non ne facciamo. Avevo visto qualche nave che si aggirava all'interno di questo stretto, vediamo un po' una bella flotta appartenente ai Tosa. Vediamo un po' intanto di distruggere questa dannata imbarcazione nemica, vediamo un po' quante navi ci sono, ce n'è una, vediamo un po' se possiamo distruggerla, avanziamo e ripariamo le nostre navi all'interno del porto. Ok, come potete vedere combattere una battaglia del genere non è proprio l'idea corretta, vediamo un po' se possiamo combattere una bella battaglia nel momento in cui ci saranno numerose imbarcazioni da distruggere. Quindi allora la nostra imbarcazione la mettiamo dentro il nostro porticciuolo, iniziamo le riparazioni del porto ovviamente perché quegli stronzoni l'hanno mandata a fuoco e vediamo se possiamo riparare qualche imbarcazione nel momento in cui il porto sarà ultimato. Ovviamente costruiremo un'altra flotta, anzi la creeremo all'interno della nostra cittadina di Taki per vedere un po' se possiamo ottenere il dominio anche della costa di Kanto Est. Innanzitutto avanziamo di turno, ragazzi, e vediamo un po' quello che dobbiamo fare all'interno del turno successivo. Benissimo, ragazzi, è trascorso qualche mese, con il nostro caro Metsuke siamo riusciti a istigare una vera e propria rivolta. Poche precise parole possono mettere in ginocchio un intero insediamento, il nostro Shinigami è riuscito a incitare una bella rivolta. Allora, guardate un po' della truppa che si è elevata all'interno della provincia di Kawaki, pronta a distruggere la cittadina di Osaka nemica. Probabilmente è stata una mossa saggia perché ritroviamo un esercito abbastanza numeroso all'interno del territorio di Fukuyama e adesso il nostro caro Teddy Roosevelt andrà a disturbare l'esercito. Vediamo un po' se possiamo sfidare a duello qualcuno, maledizione non ci riusciamo, comunque con un 30% di possibilità siamo riusciti a creare un vero e proprio nemico per la provincia di Kawaki. E adesso ci ritroviamo davvero in posizione per attaccare questi nuovi nemici sul fronte orientale. Innanzitutto all'interno del nostro frontone ad est ritroviamo le nostre unità navali che sono state appena adesso ripristinate e che andranno a liberare la costa di Kanto Est da queste dannate imbarcazioni dei Tosa che si ritrovano all'interno di questo perimetro. Intanto avanziamo di turno e vediamo quello che accadrà, soprattutto per quanto riguarda il territorio ad ovest. Guardate un po', ragazzi, quello che è successo all'interno del nostro territorio a ovest. Ci hanno bloccato una bella ferrovia, guardate un po' che cosa è sbucato dal nulla, un grandioso esercito appartenente al nemico, ovvero ai Tottori, davvero un esercito invidiabile. Allora, vediamo un po' come possiamo distruggerlo. Intanto i ribelli hanno fornito un ottimo appoggio alle nostre unità, conquistando direttamente la provincia di Kawaki, in modo tale da concentrare tutte le nostre forze su questo frontone. Allora, visto che i Nagoya si sono fatti avanti, pronti a sostenere il nostro esercito, dobbiamo fare in modo, dobbiamo distruggere immediatamente questo esercito che può davvero minacciare le nostre province più deboli, come per esempio la provincia di Iga o di Yamashiro, che non dispongono di numerose unità. Quindi prendiamo il nostro caro Metsuke e vediamo quello che possiamo combinare all'interno del suo ambito. Vediamo un po', guardate un po', possiamo costringere anche le truppe. Riuscire a costringere le truppe può determinare l'alleanza di alcuni membri nel tuo clan. Guardate un po', una nuova abilità che è disponibile al Metsuke. Possiamo anche assassinare un importante generale adesso con ben 1000 monetine, vediamo se riusciamo a farlo. Assassinio fallito, dannazione, mi sa che devi rinfoderare la tua katana, amico mio. Per quanto riguarda la nostra geisha, non arriviamo all'interno della portata del nostro uomo, anzi sì, ci riusciamo, possiamo affascinare il generale. Questo può essere importante per ottenere un vantaggio in battaglia. Vediamo se riusciamo a farlo. Andiamo. Ah, dannazione, abbiamo qualche turno di svantaggio, maledizione, infatti l'avevo notato. Comunque, visto che adesso l'esercito, il nostro esercito è impegnato con i Tottori, ritroviamo anche l'esercito dei Fukuyama che si sta avvicinando. Quindi con il nostro caro Teddy Roosevelt dobbiamo intrattenerlo. Benissimo, disturbando il nostro esercito, l'esercito nemico siamo riusciti a mietere diverse truppe, ovviamente anche a scoprire qualche unità. Allora, adesso la situazione si fa più complicata, ragazzi. Dobbiamo eliminare immediatamente questo dannato esercito. Vediamo se possiamo spostare le nostre unità su questo frontone. Eccoci qua. Annulliamo il trasferimento delle unità. Portiamo anche queste unità di cavalleria nelle vicinanze. Vediamo un po' cosa possiamo combinare. Abbiamo qualche altro agente disponibile? A quanto pare no, dobbiamo attaccare immediatamente. Vediamo se disponiamo di una copertura da parte delle nostre unità. Non la disponiamo, quindi dobbiamo per forza attendere le unità alleate in arrivo. Allora, all'interno di questa provincia iniziamo a reclutare uomini in modo tale da difenderci, soprattutto delle katane, in modo tale da ottenere un vantaggio in un eventuale assedio. Benissimo, attendiamo quindi il turno successivo e vediamo che cosa accadrà. Benissimo,
ragazzi, siamo ritornati all'interno di un altro mese autunnale, sta per terminare la stagione, quindi dobbiamo darci una mossa, perché l'esercito dei dottori si ritrova direttamente alle porte di Yamashiro. Guardate un po' il suo esercito, è composto da unità appartenenti al vecchio shogun, praticamente non ha un fuciliere, è pronto quindi all'assalto. Allora, vediamo un po' se possiamo intanto occuparci della nostra cittadina di Ida, perché a quanto pare abbiamo tantissime unità utilissime. Oltre al nostro caro baffetto principale, ovvero il nostro Teddy Roosevelt, possiamo spostare ben 9 unità, come indica la nostra selezione, all'interno dell'altro contesto. Quindi ovviamente il nostro Pinocchio, imponente soldato, seguito dalla fanteria di marina, anche qualche cannoncino, e seguito anche dalle unità di fanteria di linea. Benissimo, queste unità possono andare bene, andiamo avanti. Ancora unità possiamo spostare ovviamente il nostro Teddy per addestrare le truppe, e in seguito anche qualche unità di tiratori scelti in modo tale da aiutare il tutto. Vediamo un po', ancora ci ritroviamo perfettamente. Comunque possiamo andare avanti con tutto il nostro esercitone. Ci prendiamo un bel passaggio all'interno delle ferrovie dello Stato. Intanto con questo esercito di aiuto arriviamo direttamente all'interno della nostra provincia. Vediamo un po' se possiamo arrivare alla provincia di, vediamo un po', di Yamashiro. Saliamo. Allora, provincia di Yamashiro. Ok, andiamo, ecco il trenino. Eccoci arrivati. Benissimo, dobbiamo spostare tutte le nostre unità all'interno di questo contesto. Avanziamo, queste unità le uniamo direttamente sotto un'unica bandiera, perché ricordate che l'unione fa la forza. Quindi andiamo, con la nostra Gescia cerchiamo di intrattenere l'esercito nemico, distraiamolo. Se non ci riusciremo, pazienza. Vediamo. Esercito nemico distratto, perfetto, proprio quello che volevo. E adesso l'esercito sarà sotto il nostro controllo e attenderà all'interno di questa posizione, vicino a queste belle statuette, che arrivino le nostre truppe per ucciderlo. Anche se non so se riusciremo a vincere questa battaglia, ragazzi, perché è una battaglia molto equilibrata. Le unità del nemico sono delle unità da corpo a corpo, e vediamo un po' se possiamo ottenere un ottimo vantaggio. Allora, vediamo un po' da questo lato che cosa sta succedendo. Il nostro Teddy Roosevelt sta continuando a disturbare gli eserciti nemici. Abbiamo terminato i fondi, però possiamo assassinare un bel nemico sfidandolo a duello. Guardate che forte la sua sciaboletta. Vediamo un po', nemico ucciso in duello, sta diventando un vero e proprio killer del passato. Vediamo un po', è aumentato di grado, eccolo lì con la pistolina che la alza in cielo. Vediamo un po'. Wow, si è fatto crescere la barba, ragazzi. Guardate un po' anche la musichetta da stile europeo. Benissimo, caro Teddy Roosevelt, con la barbetta. Adesso sei perfetto, 30 anni, wow. Possiamo assumere anche un bel servitore, un moschetto a miccia Tanegashima, meno 5% al costo di mantenimento di tutte le unità, oppure 5% alle probabilità di successo, e questo può essere utile. Quindi la sua Gescia, la sua spalla, il suo pappagallino sulla spalla può essere utilissimo per le sue funzioni. Possiamo anche utilizzare quindi questo fischietto, esperto in esercitazioni, più 1 alla risolutezza quando addestra le truppe, più 10% alla capacità di movimento, e furiere, più 1 alla risolutezza nell'amministrazione militare, più 25% alle munizioni. Sono 2 attività che possono essere svolte e le utilizzeremo a nostro vantaggio. Benissimo, allora diamo un'occhiata all'interno del territorio marittimo, quello che sta accadendo, dove sono le nostre unità. Diamo un'occhiata. La nostra flotta, eccola qui, la nostra flotta pronta a intercettare questi dannati Tosa. Vediamo se possiamo ripulire questa flotta, questa costa, perché ci sono davvero tante imbarcazioni. Intanto, scafo con lastre di rame. Wow, invece noi abbiamo un bello scafo in legno che con un calcio lo mandiamo a fondo. Vediamo un po', è stata una vittoria decisiva, stavamo perdendo anche qualche imbarcazione, la nostra cara corazzata classe Ocean, e adesso rientreremo nel porto per farla riparare. Ovviamente all'interno del prossimo gameplay, ragazzi, dopo questa sorta di gameplay introduttivo, vedrete una serie di battaglie che andranno ad alimentare il nostro impero, sia dal lato marino che dal lato terrestre. Comunque la battaglia fondamentale avverrà qui a Yamashiro nel 1869, probabilmente in inverno. Combatteremo sulla neve come combattevamo nelle vecchie, come possiamo dire, nelle vecchie battaglie con il nostro caro Frosty. Cercheremo di ripeterci. Intanto speriamo un aiuto diretto da parte dei nostri Nagoya, e intanto vediamo un po' il nostro Metsuke, possiamo portarlo avanti in questo atto di attesa, in modo tale da respingere direttamente i Fukuyama e intrattenerli. Ovviamente i ribelli continuano a tenere la cittadina di Kawaki per evitare che il nemico continui a reclutare altre unità, e comunque la campagna si sta evolvendo nella maniera migliore. Speriamo di non perdere questa battaglia, ragazzi, perché se perdessimo questa battaglia sarebbe un vero problema, perché il nemico camminerebbe a piede libero all'interno delle nostre cittadine, e davvero dovremmo passare a una controffensiva davvero molto ma molto elevata. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!